Denuncia di Mariamico sulla riserva di Punta Bianca, abbandonati camion di rifiuti ingombranti e recipienti di Eternit. Gran successo per il concerto della banda dei Carabinieri al Teatro Pirandello di Agrigento in occasione di Agrigento 2025. Festeggiata la Madonna dell'Immacolata con la classica deposizione di una corona di fiori alla statua della Madonna da parte dei Vigili del Fuoco. Ancora deserte a Favara le sedute del Consiglio Comunale per la mancanza del numero legale. Interventi straordinari per la manutenzione del Teatro Pirandello di Agrigento, finanziati lavori per circa 800.000 euro. Premiati domani migliori video sul rischio stradale realizzati dagli studenti delle scuole agrigentine, l'evento organizzato dall'ADA UIL di Agrigento. Manifestazione sui 100 anni dello scrittore Empedoclino Camilleri all'Istituto di Favara, a lui intitolato. L'Akragas vince contro il Calat, il Favara perde ancora a Gela, l'Aragona in vetta del campionato dopo la vittoria con il Gemini, panoramica degli eventi sportivi della domenica. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi martedì 9 dicembre. Denuncia dell'Associazione Ambientalista Mariamico Agrigento oggi su Punta Bianca. Infatti nei giorni scorsi un delinquente ha abbandonato un camion di rifiuti ingombranti e 2 recipienti di Eternit all'interno della riserva. Mariamico ha subito chiamato la ditta SEAP che ha dichiarato la propria disponibilità a eliminare i resti. Il problema è serio, sarà quello del recupero e del trasporto di questa montagna di rifiuti fino all'entrata della riserva. Questo grave atto, afferma l'associazione Mariamico di Inciviltà, deve far riflettere sul fatto che da più di 3 anni Punta Bianca è una riserva ma solo sulla carta ed invece ha bisogno di attenti controlli giornalieri e tante telecamere. Vi proponiamo il video di Mariamico. La banda dei Carabinieri incanta il Teatro Pirandello ad Agrigento rendendo omaggio alla capitale italiana della cultura, uno spettacolo, quello andato in scena ieri sera, che ha entusiasmato il numeroso pubblico che per l'occasione ha riempito interamente il teatro e il servizio. Uno straordinario successo che conferma il forte legame tra le istituzioni, il teatro e la comunità, una serata davvero speciale, quella di ieri al Teatro Pirandello di Agrigento, dove la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro colonnello Massimo Martinelli, si è esibita rendendo omaggio alla capitale italiana della cultura 2025. Numeroso il pubblico che per l'occasione ha riempito il teatro. La serata si è aperta con il suggestivo ingresso della banda musicale sulle note della vecchia marcia d'ordinanza, da cui un crescendo di altissimo livello. Nel foyer del teatro per l'occasione sono state allestite la mostra fotografica dal titolo Virgo Fidelis, l'Arma dei Carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento. Quindi l'esposizione alle ceramiche realizzate da maestri Antonio Carlino e Antonio Salvatore Cascio di Sciacca. L'ultima esibizione della banda dell'Arma di Agrigento risaliva al 1972 durante la sagra del mandorlo in fiore.
E come da tradizione si è svolto ieri mattina il solenne pontificale nella Basilica dell'Immacolata, un appuntamento anticipato dall'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco di Agrigento al simulacro della Madonna posto sotto il campanile. Un cuscino di fiori ai piedi della statua. La cerimonia è stata preceduta da una funzione religiosa a inizio della giornata. Davanti agli occhi decine di fedeli, 2 vigili del fuoco, i capireparto Salvatore Sodano e Ignazio Capizzi, attraverso l'autoscala hanno raggiunto la statua della Madonna, collocando dei fiori precedentemente benedetti alla sommità del campanile. Lì sono rimasti fermi circa un minuto, pieni di commozione, per ringraziare l'Immacolata. Il video. Questa nostra città, questa nostra comunità civile ed ecclesiale. Vergine Immacolata, Madre di Gesù e della Chiesa, noi oggi ti affidiamo le nostre vite e questa città a te consacrata e di cui sei regina. Volgi lo sguardo su tutte le nostre famiglie, li affidiamo alla tua materna protezione perché siano luoghi di gioia, di comprensione e di dialogo. Volgi ancora uno sguardo di bontà su coloro che soffrono e che lottano contro le difficoltà, su coloro che si impegnano a portare la speranza e la pace. Affidiamo alle tue mani sante e materne il nostro lavoro, lo studio e ogni attività che svolgiamo. Affidiamo al tuo cuore immacolato le nostre azioni, le sofferenze e i sacrifici. Insegnaci la via dell'ascolto, dell'umiltà e del servizio, o Madre e Maestra di vita. Sostieni coloro che nelle istituzioni servono il bene comune, il progresso e l'ordine sociale. Fa della nostra comunità una grande famiglia, dove regna il perdono, l'accoglienza, l'amore e la grazia. Regina, Madre nostra, ci affidiamo a te, ora e sempre. Prega per noi, Maria. E insieme ci rivolgiamo alla Madre del Signore, così come la saluta l'angelo. Ave o Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per 3 sedute consecutive il Consiglio Comunale di Favara non si riunisce per mancanza del numero legale. Tra i punti all'ordine del giorno il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2024 e diversi debiti fuori bilancio. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. È durata poco meno di 10 minuti l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Favara, riunito in terza convocazione dopo che le precedenti 2 convocazioni, in prima e in seconda adunanza, non si era raggiunto il numero legale. La seduta, invece, l'ultima, si era aperta regolarmente con 10 consiglieri presenti, quindi l'inizio della discussione che faceva presagire che la riunione si potesse svolgere regolarmente. Infatti i consiglieri presenti hanno dato il proprio sì per l'inserimento all'ordine del giorno della discussione di una mozione del consigliere Gerlando Nobile su temi di estrema attualità, sia politici che amministrativi, come l'emergenza loculi al cimitero, la bonifica dei rifiuti nel centro storico cittadino e anche la verifica della maggioranza. Accettata di buon grado anche la richiesta del consigliere Salvatore Bellavia di inviare una nota al CONAI
per sollecitare la bozza di piano industriale indispensabile per la nuova gara del servizio rifiuti. Arriva finalmente il momento della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, quando il tabellone elettronico segna rosso, ovvero non c'è il numero legale. La presidente Miriam Mignemi richiama l'appello, sono presenti solo 9 consiglieri, per cui la seduta per la terza volta consecutiva ricade per mancanza di numero legale. All'ordine del giorno c'erano importanti argomenti in materia finanziaria, come l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 e diversi debiti fuori bilancio. Niente da fare, l'assise dovrà essere riconvocata, ma si dovrà cercare prima di superare gli ostacoli che determinano sistematicamente la caduta della seduta per mancanza di numero legale, in quanto i consiglieri non vengono in aula oppure quelli che sono presenti poco dopo riescono. Tra poco partiranno gli interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Pirandello di Agrigento, lo comunica in una nota il sindaco di Agrigento Miccichè e l'assessore ai lavori pubblici Principato. Dopo le comunicazioni rese l'11 e il 12 agosto scorso, con cui annunciavamo l'avvio dell'iter per la progettazione, possiamo dare atto che tutti i successivi passaggi amministrativi necessari sono stati completati. Dicono il primo cittadino e l'assessore al ramo, il progetto esecutivo per la sistemazione definitiva delle coperture del Teatro Pirandello, inclusi i tetti della torre scenica, della platea e delle aree di servizio, gli uffici, camerino e le zone tecniche, è stato approvato dagli enti competenti, dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali al settore urbanistico, oltre ai pareri tecnici obbligatori, ed è stato quindi recepito dalla Giunta Comunale con apposita delibera, un atto decisivo che apre alla fase di affidamento dei lavori e alla successiva apertura del cantiere per un intervento del valore complessivo di circa 800.000 euro. Con i loro video sul rischio stradale, studentesse e studenti delle scuole superiori agrigentine sono i protagonisti del concorso Orizzonti Sicuri in memoria di Lorenzo Miceli, promosso dall'Associazione Diritti Anziani ADA e dalla UIL di Agrigento. Domani, con inizio alle 9, saranno premiati ad Agrigento i migliori elaborati originali nella sala conferenze dell'Hotel della Valle. Sono previsti gli interventi di Umberto Nero, presidente territoriale ADA, Gero Acquisto, segretario generale della UIL, Sonia Zicari, dirigente della Polizia Stradale, Stefano Papa, direttore dell'UEPE, Alberto Petix, dirigente dell'ufficio scolastico regionale ufficio quarto. L'evento è presentato dalla collega Margherita Truppiano. Celebrato sabato scorso la ricorrenza di San Nicola, patrono della parrocchia a Fontanelle. Al termine della messa e dopo una rappresentazione della vita di San Nicola sul sagrato della chiesa è stato acceso l'albero di Natale realizzato con l'uncinetto e, come di consueto, ricco il programma in prossimità del Santo Natale con diversi appuntamenti che impegnano la parrocchia e i giovani del comitato di quartiere. Vediamo un video. Celebrati oggi 100 anni in onore dello scrittore Andrea Camilleri presso l'omonimo istituto scolastico a Favara, con la presenza di qualificati relatori, tra cui il sindaco di Favara Palumbo, l'attore Gaetano Aronica. L'evento è stato introdotto con la relazione della dirigente scolastica Rosetta Morreale. Al via stamani le 2 giornate di studio dedicate ai 100 anni
dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, organizzate dall'omonimo Istituto di Favara, diretto da Rosetta Monreale, che ha visto tra gli altri la partecipazione del sindaco di Favara Palumbo, di Gaetano Aroni Cattore. Con la relazione della dirigente scolastica, la manifestazione si protrarrà anche nella giornata di domani. Siamo qui per festeggiare un compleanno, perché lo ricordiamo come una persona viva ancora nelle nostre memorie e nella nostra cultura. Festeggiamo Andrea Camilleri nell'Istituto di Favara comprensivo che porta il suo nome. Grazie all'iniziativa della preside Monreale sarà un momento di approfondimento, di riflessione. Si parlerà di cultura, si parlerà dei nostri scrittori, si parlerà di questo grande personaggio che tanto ha dato e tanto darà ancora lustro alla nostra terra. Il piacere di essere stato invitato oggi qui a Favara all'Istituto Comprensivo Andrea Camilleri per ricordare una figura importantissima. Siamo fortunati perché, come sappiamo, qui con la strada degli scrittori ormai abbiamo appreso e siamo orgogliosi di essere circondati da scrittori famosissimi, importantissimi. A Favara c'è naturalmente Russello, ma oggi ricordiamo Camilleri e, riprendendo le parole della preside Monreale, che ringrazio per l'invito, direi che è giusto, visto che nello spirito di Andrea Camilleri, festeggiarlo più come un compleanno che come una commemorazione. È riuscito a trasformare la nostra identità etnografica in un patrimonio condiviso da milioni di lettori nel mondo. La sua produzione è multiforme: teatro, televisione, romanzi storici, gialli, saggi, riflessioni civili. Camilleri è stato un artista poliedrico, sorprendente, spesso fantasmagorico, nella sua capacità di passare da una dimensione creativa all'altra con una naturalezza disarmante. Ma accanto all'intellettuale Camilleri è stato anche un educatore, un maestro di civiltà. Appunto, la nostra scuola cade su questo nominativo. Ci ha insegnato la tolleranza, la capacità di stare insieme, di non temere ciò che è diverso. Diceva: non devi aver paura dell'altro, perché anche tu sei l'altro per qualcuno. Una lezione oggi più preziosa che mai, capace di ricordarci quanto il dialogo e l'empatia siano fondamentali per costruire ponti e non barriere. Nel nostro contesto, quello di costruire un ambiente di apprendimento proprio improntato sulle peculiarità dei nostri alunni, perché oggi ognuno ha uno stile cognitivo diverso. Una bimba è nata prematura di 600 grammi, di 24 settimane di gestazione, è stata operata al cuore presso la terapia intensiva neonatale dell'ospedale Barone Romeo. I colleghi di Messina. Una neonata prematura di appena 600 grammi, nata a 24 settimane di gestazione, è stata sottoposta con successo a un delicato intervento al cuore presso la terapia intensiva neonatale dell'ospedale Barone Romeo di Patti. La piccola, che i medici hanno chiamato Maria, è venuta alla luce 15 giorni fa e inizialmente le sue condizioni sembravano stabili, nonostante il peso estremamente ridotto. Dopo poche ore però la situazione è precipitata, sono comparsi importanti problemi respiratori e una riduzione del flusso di sangue agli organi vitali. Gli specialisti della TIN, diretta dalla dottoressa Caterina Cagace, hanno rapidamente diagnosticato una persistenza del dotto arterioso, una cardiopatia congenita molto frequente nei parti prematuri. È stata quindi avviata una terapia farmacologica per favorire la chiusura di questo vaso, essenziale durante la vita fetale, ma pericoloso dopo la nascita. Il mancato successo del trattamento medico e il persistere dell'instabilità clinica hanno reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza. Come già accaduto in altre occasioni, un'intera equipe del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina si è recata a Patti per operare direttamente in culla. L'equipe era composta dal dottore Enrico Iannace, dalla dottoressa Ines Andriani, dal dottore Sasha Agati e dagli infermieri specializzati Antonella Pino e Manuela Favorito. L'intervento è riuscito e la neonata è attualmente ricoverata presso la terapia intensiva neonatale in condizioni stabili. La direzione strategica dell'ASP, formata dal direttore generale Giuseppe Cucci, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta
e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi ha espresso grande soddisfazione. La riuscita di questo intervento su una neonata così fragile è il risultato di una collaborazione clinica di altissimo livello tra la terapia intensiva neonatale di Patti e il centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Ringraziamo profondamente tutti i professionisti coinvolti per il loro impegno, la loro competenza e dedizione. Continueremo a investire nella rete dei servizi neonatali e pediatrici per garantire cure tempestive e sicure ai nostri piccoli pazienti e per sostenere le famiglie nel percorso di assistenza. A Palermo, alla sala proiezioni del centro di fotografia Letizia Battaglia, ai cantieri culturali della Zita, il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alla cultura Giampiero Cannella hanno presentato gli eventi delle festività natalizie di fine anno. I colleghi di Palermo. Sindaco, c'è un filo conduttore che unisce la manifestazione organizzata dal Comune di Palermo per questo Natale e il Capodanno con Santa Rosalia? Il Natale è dedicato alla pace, a me piace dire ancora di più alla pacificazione. Santa Rosalia è un simbolo della città, ma è anche un simbolo della pace e un richiamo alla bellezza. Tutte cose che abbiamo messo insieme per questo programma natalizio, particolarmente ricco, e che ha fondamentalmente due richiami a questi valori. Uno, l'inclusione, il fatto che non solo l'area centrale della città, ma un po' tutti i quartieri saranno toccati da un segno del Natale per documentare come l'amministrazione non intenda dimenticare nessuno e come tutti siamo coinvolti in questo processo di pacificazione interiore prima che ancora delle persone tra le persone, che è assolutamente necessario. L'altro è quello del coinvolgimento delle stesse, così diffuso anche per quanto riguarda gli spettacoli e gli eventi. E infine la notazione della bellezza sta nelle luminarie del centro città, che richiamano i caratteri arabo-normanni e quindi il richiamo di quell'itinerario arabo-normanno che è in qualche modo la sintesi della bellezza conservata e preservata in questa città. Ci sono in programma una serie di iniziative che coinvolgono tutti i quartieri. Abbiamo pensato che ovviamente le festività natalizie non sono festività soltanto di chi abita al centro. Ovviamente il centro sarà interessato perché è la parte più percorsa, battuta e visitata dai turisti, ma abbiamo pensato a una serie di iniziative nei 4 quartieri periferici e abbiamo pensato a delle iniziative che coinvolgono le zone della Movida che sono state teatro di episodi criminosi. Quindi non soltanto vigilanza rafforzata, che è necessaria per evitare appunto il diffondersi di ulteriori episodi, ma anche cultura e divertimento per poter offrire a turisti e residenti un modo diverso di fruire del territorio. È un capodanno anche quello, devo dire, ricco di tanti spunti musicali che vanno da Arisa, che è per un pubblico alle famiglie, e The Colors è un pubblico un po' più giovane, e con Radio Kiss Kiss, che è una radio nazionale molto, molto seguita e molto attenta alle variabili, diciamo, giovanili, e quindi saranno presenti sul palco, e quindi insomma non sarà, diciamo, un capodanno che passerà così in maniera, diciamo, leggera, ma con molta attività musicale. Come verrà comunicato il programma completo alla cittadinanza? Ci sarà sul sito del comune chiaramente un calendario attento con tutte le attività, e poi chiaramente attraverso i social anche quello è una comunicazione sulla città ovviamente importante. Esercitava la professione di parrucchiere senza tuttavia avere l'autorizzazione, i titoli, le licenze per farlo. Un barbiere abusivo è stato scoperto a Palma di Montechiaro dai poliziotti del locale commissariato e dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Licata. Per questo motivo il parrucchiere è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento.
Ha preso i suoi effetti personali e ha lasciato l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ha partorito con il parto cesareo, lasciando la figlioletta alle cure del personale sanitario, quando, dopo diverse ore, è tornata sui suoi passi. Appena entrata in reparto ha trovato la polizia ad aspettarla. I poliziotti della questura, allertata dai medici del nosocomio agrigentino, erano infatti accorsi immediatamente. Cosa ne sarà di madre e figlia? Adesso è al vaglio dei servizi sociali. Non è chiaro se alla giovane donna residente in un'altra provincia siciliana verrà tolta la neonata o se entrambe verranno sistemate in una casa famiglia. È stato comunque accertato che la donna la scorsa settimana si era presentata al pronto soccorso perché stava male, ha un contesto familiare molto disagiato. La ragazza, dopo essere tornata in ospedale per riprendere la bambina, è stata colta da un malessere ed è stata nuovamente ricoverata. Un violento nubifragio si è abbattuto ieri a Sant'Agata di Militello, oltre 105 i millimetri di pioggia che si sono abbattuti in tutto l'Interland. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Io sono arrivato e c'erano circa 30 centimetri di acqua e in poco tempo siamo arrivati a 80-90 centimetri all'interno del garage. Ovviamente le griglie, i tombini hanno potuto fare quello che si può. Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la provincia di Messina, provocando allagamenti, frane e ingenti disagi in diverse zone, in particolare nell'area dei Nebrodi e lungo la fascia costiera. Le forti piogge iniziate all'alba e proseguite senza sosta per ore hanno trasformato molte strade in veri e propri canali di scorrimento, trascinando fango, detriti e materiali che hanno invaso centri abitati e contrade. Il maltempo ha colpito duramente Sant'Agata di Militello, dove un violento nubifragio ha provocato l'esondazione di alcuni torrenti, riversando fango e detriti anche in pieno centro cittadino. Gli abitanti di molte zone della cittadina hanno vissuto momenti di paura, trovandosi improvvisamente con garage, cantine e piani bassi completamente allagati. Però il problema sta a monte, in tutti i sensi, sta nella prevenzione che deve essere fatta dei torrenti, soprattutto all'interno di un centro abitato, quando, a prescindere, si conosce il problema segnalato già per tempo e soprattutto si ha consapevolezza del fatto che lo stesso torrente che ha causato questo danno, non solo in questo quartiere ma anche più giù, ha una bocca di sfogo che è sottodimensionata, al di fuori dell'evento che è stato eccezionale, quindi tanta acqua caduta in pochissimo tempo, al di fuori di tutti i detriti che, ripeto, sono arrivati a monte, quindi sono cose che comunque, per quanto tu puoi prevedere, purtroppo c'è sempre quello step in più che ti prende alla sprovvista, ma una buona prevenzione fatta annualmente, a mio avviso anche 2 volte l'anno, cioè d'inverno, anche in primavera, quando si verificano più volte queste piogge intense, i danni sarebbero stati molto meno. Adesso, come vediamo, loro stanno intervenendo. Io sono andato a vedere, effettivamente c'erano reti, c'erano tubi, anche cose che comunque non sono di natura, cioè naturalmente possono essere presenti all'interno di un letto di un torrente, ma tutt'altro. Quindi qui poi si apre un dibattito che praticamente non finisce più. Allora, quello che voglio dire io è che io non, per esempio, come anche chi abita qui stesso all'interno del palazzo, non diamo la colpa a nessuno. Noi chiediamo che ci sia soltanto maggiore attenzione riguardo questi eventi che ormai sono diventati, come vediamo in tutta Italia, sono diffusi, sono ormai la normalità, e se ci dobbiamo convivere, ma ci dobbiamo convivere con la consapevolezza di saperli e di poterli affrontare. Senza parole, le immagini parlano chiaro. Viviamo in un paese civile, ma purtroppo così non è. Qualcuno deve prendere provvedimenti. All'interno c'erano tanti beni andati persi. Noi abbiamo abbiamo le attività, avevamo un magazzino delle attività dove abbiamo perso non meno di 15.000 euro di merce, più arredi, più altre cose che avevamo del negozio. Dico, non voglio neanche essere esagerato, però dico, le immagini parlano abbastanza chiaro, non
non mi va né di aggiungere altro, perché questo è, rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di sistemare la situazione e poi chi deve pagare paga. Tra le aree più colpite la via Baldisseri, contrada Pidocchietto, la via Campidoglio e le vie parallele. La situazione più critica si è verificata proprio nel cuore della città, dove è stato necessario un intervento urgente di espurgo, a causa dell'ingente quantità di fango e detriti trascinati dalle precipitazioni. A destare ulteriore preoccupazione è stata l'esondazione del torrente Carruba, che ha aggravato gli allagamenti in numerose abitazioni, colpendo in particolare scantinati e piani terra. Di fronte alla situazione di emergenza sono entrati subito in azione il gruppo NOIS della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Le squadre hanno lavorato per ore per liberare le strade, mettere in sicurezza le aree allagate e prestare assistenza alle famiglie in difficoltà. Il maltempo ha causato anche una frana sulla strada statale 113, nel tratto compreso tra Sant'Agata di Militello e Acquedolci, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il terreno, reso instabile dalle piogge torrenziali, ha ceduto in più punti, costringendo le autorità a disporre deviazioni e limitazioni al traffico. Frane e strade allagate sono state segnalate anche nei territori di Alcara Lifusi e Militello Rosmarino, dove i vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono state impegnati in operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. Situazioni analoghe sono state registrate anche in altri comuni del Messinese, interessati da interventi urgenti a causa di allagamenti diffusi e piccoli smottamenti. Linea alla regia per la pubblicità. A Palermo, nell'ex oratorio Santissima Elena e Costantino, si è svolta la cerimonia del premio letterario giornalistico Nadia Toffa, giunto alla sua quarta edizione. 15 le opere finaliste premiate per l'impegno civile, il valore narrativo e l'attenzione alle storie di fragilità e coraggio, soprattutto al femminile. I colleghi di Palermo. Il mio romanzo parla di un personaggio femminile che alla fine dell'Ottocento, da semplice raccoglitrice di fiori d'arancia amaro nel Ponente Ligure, diventa una imprenditrice, andando a sfidare quelli che sono i canoni dell'epoca, le possibilità che una donna poteva all'epoca a cui poteva ambire. Io ho voluto disegnare un personaggio che fosse molto determinato, ma soprattutto ho voluto disegnare una donna che credesse molto in quello che è il proprio valore. L'obiettivo del mio libro è proprio quello di cercare di fornire degli strumenti alle persone per rispondere ai tanti interrogativi che ancora ci sono, cercando di evitare di perdere fiducia in un sistema, quello della giustizia. Quindi un libro che serve per prevenire, un libro che serve per entrare dentro una vicenda da una prospettiva che non sia assolutamente voyeuristica, ma che possa raccontare e permettere, spero, a tante persone di comprendere. Per me vincere questo premio ha un sapore speciale, soprattutto per i valori universali che ci lascia Saman. Che cos'è la libertà, che può non essere scontata per tutti, che cos'è l'amore, che cos'è il coraggio delle proprie idee. Tutto questo c'è nel mio lavoro sul delitto di Saman Abbas, di cui mi sono occupato prima in televisione per quarto grado e poi tramite questo lavoro giornalistico di inchiesta che spero abbia dato la possibilità a questa ragazza di raccontarsi, nonostante abbia perso la vita a soli 18 anni, per mano di una famiglia che doveva proteggerla e che invece l'ha ingannata e poi l'ha uccisa. Errata complice, diciamo, è un libro, è la mia terza pubblicazione, è un libro a cui tengo molto e che tratta la tematica della violenza di genere sotto il profilo psicologico. Ed è qui è una grande gioia, una grande emozione aver potuto conseguire questo grandissimo risultato per un premio dedicato, intitolato ad una donna straordinaria come Nadia Toffa. È un premio che soprattutto al quale tenevo particolarmente di partecipare, perché è rivolto proprio alla donna, alla tematica della donna. Dai 10 anni della morte di Giordana, mia figlia, a 20 anni perso la vita, una vittima di femminicidio, ho iniziato un percorso di rinascita attraverso gli incontri con i giovani. Ho potuto comprendere che riuscire a parlare con loro, ad ascoltarli, possiamo fare prevenzione, perché attraverso la storia di mia figlia riesco ad individuare quei campanelli di allarme che sono fondamentali per i nostri giovani e per la prevenzione. Un traguardo importante per la sezione arbitri di Agrigento. Giuseppe Failla ha fatto il suo esordio in seconda categoria dirigendo la gara Terranova Phil Burton,
valida per il girone F del campionato siciliano. Un dato che rende l'evento ancora più speciale è l'età dell'arbitro, appena 15 anni. Giuseppe è infatti uno dei direttori di gara più giovani a calcare il campo in questa categoria, dimostrando come impegno, serietà e passione possano portare già da giovanissimi a raggiungere obiettivi importanti. A lui va l'augurio di tutta la sezione arbitri di Agrigento per un futuro ricco di soddisfazioni e crescita continua. L'Akragas vince con autorità sul campo del Calat di Caltagirone, imponendosi per 5-2 al termine di una partita intensa e ricca di episodi, caratterizzata da continui ribaltamenti, una prova di carattere che conferma solidità, mentalità e profondità della rosa biancazzurra. Il collega Lentini. Solo nel finale l'Akragas vince facile contro un tonico e combattivo Calat, riuscendo a rifilare una cinquina di reti. La gara si sblocca al 33esimo per merito di Tripoli, abile a sfruttare al volo un cross di Marchica. Da sottolineare che la compagine calatina ha dovuto giocare in inferiorità numerica per ben 50 minuti in seguito all'espulsione di Giarratana per atterramento in area di Tripoli. Il conseguente penalty di Jama va fuori. Nel secondo tempo, al 52esimo, la compagine di casa riesce a pareggiare con Cannarozzo, ben appostato in area di rigore biancazzurra. La gara si accende e 2 minuti dopo Jama segna il vantaggio a Caragantino su calcio di punizione direttamente. Generosa reazione del Calat che al 75esimo pareggia nuovamente con Messina su punizione diretta. Il nuovo entrato Gambino poi segna una doppietta in meno di 4 minuti, quindi la rete finale di Ten Lopez che chiude la gara. Domenica prossima l'Akragas ritorna in casa e contro il Serra di Falco, la capolista Gargallo Priolo, e invece ha sconfitto per 5-0 la Sommatinese. Ed ora le interviste di fine gara con i protagonisti biancazzurri. Partita folle, rigore sbagliato, rimonte, poi di nuovo Akragas in vantaggio, poi alla fine finisce 5-2, ecco che segnale ha dato l'Akragas oggi, che cosa... Allora, posso solo dire che siamo partiti bene, abbiamo trovato il gol dell'1-0, poi purtroppo abbiamo sbagliato quel calcio di rigore, ci siamo rilassati un pochettino, però la voglia che hanno messo oggi fino al 95esimo è quella che serve per fare grandi cose. Ecco, è un reparto attaccanti importante, alla fine hai rischiato anche Ten Lopez, ma Gambino l'ha praticamente spaccata. Certo, vabbè, ma noi sappiamo chi ci abbiamo, quindi c'è chi gioca prima, c'è chi gioca dopo, l'importante è che chi entra come oggi, cioè pronti, per fare gol. Qual è stata la difficoltà più grande oggi, al di là del fatto che poi l'atteggiamento degli avversari danno sempre il massimo contro l'Akragas? Ma guarda, ti posso dire la grinta che ci mettono sempre, però torno a ripetere, se noi controbattiamo sempre con la stessa grinta che abbiamo messo oggi, penso che non ci sia nessun tipo di problema. Ma sensazioni sono positive, eravamo partiti bene, poi con 2 ingenuità, 2 errori di reparto, la partita è andata in parità, anche a fronte di un vantaggio dettato dalla inferiorità numerica dell'avversario. Poi però nel rush finale della seconda parte del secondo tempo penso che non abbiamo assolutamente demeritato e il risultato ampiamente a nostro vantaggio ritengo sia meritato. Ecco. Abbiamo sofferto per qualche tratto, ma non tanto per la pressione dell'avversario quanto più che altro per la nostra difficoltà in un certo momento di fare circolare la palla rapidamente, poi ci hanno pensato lì davanti i nostri attaccanti a mettere tutto a posto. Ma penso che abbiano fatto il loro in modo determinante. Natale ha fatto una partita giudiziosa in mezzo al campo, Francesco Vitelli non si è risparmiato davanti, però devono mettere minuti sulle gambe e penso che possiamo andare lontano. Ecco. Gambino, match winner, il miglior in campo. Gambino è questo. Lo abbiamo preso proprio perché ne riconosciamo le sue qualità di bomber, soprattutto sul gioco aereo, e così è stato. Insomma, ha rimesso le cose in ordine, sfruttando 2 palle che costituiscono il suo repertorio tradizionale.
Presidente, anche questa volta possiamo dire che non te la sei passata liscia in tribuna, hai sofferto. Hai sofferto. Io così a fine campionato mi verrà infarto. Sì, no, una partita sofferta, loro hanno veramente giocato. Sul 2-2 ci hanno messo quasi in difficoltà, poi abbiamo sbloccato la partita, diciamo, ha fatto due magie e poi finalmente il nostro Peppe Gambino l'ha messa dentro per 2 volte e poi la conclusione di Lopez, abbiamo chiuso un 5-2 straordinario in un terreno, devo dire, difficile, abbiamo vinto e stiamo continuando, diciamo, il nostro percorso. Ecco, che sapore ha questa vittoria? Importantissima, importantissima. I due nuovi insesti si sono fatti vedere, hanno dato tantissimo. Gatto a centrocampo ha fatto una prestazione esagerata, così come Vitelli. Siamo contenti, siamo contenti. Arriveranno altri innesti? Basta, io penso che la squadra ormai è quadrata, ed è fortissima, ha una struttura di squadra, onestamente. Poi vabbè, abbiamo un antagonista che sta continuando a vincere, però come struttura secondo me noi siamo di una categoria superiore. 7ª sconfitta consecutiva per la Castrum Favara, che ieri a Gela perde per 4-1. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Pesante sconfitta per la Castrum Favara nella 15ª giornata del campionato di Serie D Girone I, che perde 4-1 con il Gela. È la 7ª sconfitta per i gialloblu in queste 15 partite, che aggrava la posizione in classifica e delinea una crisi di risultato, ma anche di gioco. Al Vincenzo Lopresti di Gela va detto che mancavano diversi elementi importanti per il Favara, ma le assenze non possono bastare a giustificare gli errori macroscopici di chi è sceso in campo. Il 4-1 finale è un passivo pesante che ha evidenziato le incertezze della retroguardia favarese. La partita si è messa subito male, un grave svarione difensivo ha spalancato la strada a Cangemi, che ha ringraziato portando il Gela in vantaggio. Favara che prova a reagire con Piazza e Gueye, neutralizzati dalle belle parate del portiere del Gela. Nella ripresa arriva il raddoppio dei padroni di casa, ancora con Cangemi. Nonostante la Castrum Favara non brilli, riesce ad accorciare le distanze con un bel gol di Tripicchio che fa sperare i tifosi della curva nord sempre presenti. Ma la reazione si spegne presto, il Gela allunga il passo fino al definitivo 4-1, sfruttando ancora le disattenzioni dei gialloblu. Se da un lato vanno riconosciuti tutti i meriti di un Gela cinico e ben organizzato, dall'altro è inevitabile sottolineare come la Castrum Favara continui a ripetere errori già visti in molte altre gare del campionato. Ingenuità in difesa, scarsa concretezza in attacco e difficoltà evidenti nella zona nevralgica del campo stanno diventando un marchio di fabbrica preoccupante. La classifica comincia a fare davvero paura e il campo manda un messaggio chiaro: servono interventi decisi sul mercato e rinforzi in grado di alzare il livello, altrimenti anche dopo Natale la Castrum Favara rischia sempre di fare regali agli avversari. E nel campionato di calcio di promozione Girone A, l'Aragona vince per 2-0 lo scontro con l'altra capolista Gemini e ora è da sola al comando della classifica. Le interviste di Davide Sarto. Mister Carmelo Giordano, una vittoria bellissima, importante contro il Gemini, siete da soli in vetta al campionato, oggi una partita dal sapore di eccellenza? Sicuramente per quello che era il calore del pubblico, le coreografie, forse oltre a fare complimenti a società, staff tecnici di entrambe le compagini, bisogna fare complimenti a entrambe le tifoserie perché hanno offerto uno spettacolo degno di una partita giocata sul filo del rasoio, dove il margine di errore era nullo. Noi, mi sembra che sia un parere oggettivo, abbiamo sbagliato quasi nulla.
E secondo me il risultato è meritato per la mia Serviva squadra. la gara perfetta e alla fine la gara perfetta è arrivata per l'Aragona. Serviva la partita perfetta per battere una squadra che oggi secondo me, per quello visto in campo e come sottolineava il mio collega Ancona, delle defezioni importanti, secondo me rimane la squadra da battere. Da soli in vetta al campionato, come si sta? No, non ha nessun sapore, nessun tipo di rivendicazione, perché noi dal 18 agosto che lavoriamo per regalare al Presidente e alla società giornate di queste, ma il nostro percorso non cambia. Non dobbiamo farci prendere dalle vertigini, dobbiamo lavorare con umiltà e dico sempre ai miei giocatori di avere la pancia vuota, perché attraverso queste giornate che la squadra cresce e prende consapevolezza, ma rimango fermo sulle mie idee, la squadra a battere rimane il Gemini. Calendario pesante per l'Aragona, mercoledì arriva la Margheritese e poi si va ad Alcamo. Sì, raccogliamo i cocci di quello che oggi tra acciacchi di tre piedi e l'espulsione di Sclafani e Zammito che era in diffida, però il direttore con la società mi hanno messo a disposizione una rosa profonda, quindi saremo anche nelle condizioni di mettere una squadra competitiva per mercoledì. Si sapeva che era una gara dura, gli avversari non hanno nulla in meno di noi, hanno giocato bene la partita, l'hanno ben interpretata, noi forse per come l'abbiamo preparata non siamo riusciti a trasferire in campo quello che in settimana nella riunione tecnica abbiamo discusso. Meritiamo questa sconfitta, devo dirlo, e penso che possa solo farci bene. Cosa cambia per voi adesso? No, assolutamente nulla, non cambia assolutamente nulla, sapevamo che è un campionato duro, a dicembre gli altri anziché, come dire, cedere il passo, vedo che si rinforzano a qualunque livello della classifica, quindi sarà, oltre ad essere duro, anche lungo. Ci sono altre 20 partite, sappiamo che ogni gara troveremo avversari che ci metteranno in difficoltà, può capitare nuovamente di cedere il passo, noi comunque non dobbiamo magari mentalmente abbandonarci e già da mercoledì, per fortuna si gioca mercoledì, saremo pronti. Sì, siamo contenti sicuramente del risultato per come abbiamo gestito la gara, però è evidente che solo una piccola tappa di un percorso lungo, cioè, mancano ancora 18 giornate, sono 48 punti a disposizione, non è finito nulla. Oggi siamo contenti per questa bella vittoria, devo fare i complimenti al Gemini perché comunque è venuto qui a giocarsi la gara a viso aperto. Nel secondo tempo anche loro hanno alzato un po' il baricentro, però noi sulle ripartenze siamo stati davvero letali e quindi siamo contenti così. Sold out oggi al Totorusso, tantissima gente allo stadio per assistere a questa partita bellissima, emozionante fino alla fine. Sì, oggi abbiamo fatto il pianone, era prevedibile. Mi preme anche, visto che ci siamo, ringraziare tutto il pubblico presente, sia i locali che gli ospiti, per la compostezza che hanno dimostrato. E ringrazio anche le forze dell'ordine per l'eccellente lavoro che hanno svolto oggi. Questo è il calcio che a me piace e quindi sono contento di questo. Vediamo adesso una panoramica degli avvenimenti sportivi della domenica di calcio curata dal collega Carmelo Lentini. E concludiamo con gli ultimi due campionati di prima e seconda categoria. In prima categoria Girone B ci sono forti novità. Il Cianciana, pur di misura, supera il confronto diretto con i cugini dell'Alessandria della Rocca con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Salinas Martin e Piazza. Nuova prodezza esterna della Empedoclina che passa a Belsito Mezzagno con un secco 1-4. Grazie a questa vittoria la compagine di Mariano Cordaro raggiunge la quarta posizione ad un solo punto dal Prizzi che si trova terzo in classifica. Il prossimo turno Empedoclina al Coldura ospita il Rangers, il Cianciana sarà ospite del Fada, mentre l'Alessandria della Rocca riceverà in casa il Castellana. Ancora sorprese invece nel torneo di seconda categoria Girone B. Il Bovo Marina Montallegro non fa oltre il pari interno con il River Platini per 1-1 e lascia la vetta della classifica,
nuovamente all'Atletico Caccamo, che così conduce con 3 punti di vantaggio. In terza posizione River Plate a quota 20, vale a dire ad un solo punto dal Montallegro, che di punti ne ha 19. Brutta sconfitta interna del Favara Calcio, che cade in casa con il Città di Giuliana per 1-3, mentre il Menfi ottiene un buon pari esterno con il Marineo Academy. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, perché alle Smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.